Tutt'oggi in particolare oggi sotto le feste di Natale, perché siamo dal premiatissimo panificio porzionato con Ilenia di seconda generazione o terza generazione? Seconda generazione, ecco, naturalmente un panificio veramente famoso, e in questo periodo stanno proponendo i panettoni artigianali. Io sto conoscendo un pochino di segreti del vostro settore, perché pensavo che fare un panettone artigianale bastasse andare al supermercato e comprare uno già pronto, invece c'è un lavoro di più o meno di 2 giorni tra la prima fase e la seconda fase. Adesso ci facciamo ascoltare un pochino dei suoi collaboratori, e praticamente ci sono 2 giornate di lavoro, 10 ore di lavoro effettivo più le cotture, la sala di... quanto viene premiato questa vostra importantissima professione? Diciamo che non è mai premiato abbastanza. Il premio più grande è la soddisfazione che ci danno i nostri clienti quando ci dicono buonissimo, guarda veramente buono, ho mangiato tutto. Questo è il premio più grande. Ecco, voi avete fatto anche secondo me una cosa un po' controcorrente, nel senso che state un pochino abbandonando il settore taglio classico per andare sul settore online, o sbaglio? Giusto. Praticamente volendo allargare la dimensione anche della vostra azienda a tutto, perlomeno tutto il Veneto, ma ci diceva lei che ha anche ordini da tutta Italia, certo. Quindi i vostri prodotti vengono conosciuti. Anche questo quanto è difficile nel nostro territorio in particolare, e quanto è difficile anche mentalmente cambiare da un posto fisso dove si possono acquistare e vieni lì con i tuoi soldini, porti via, e mentre c'è tutta un'organizzazione, penso, di logistica. È una logistica completamente diversa, un lavoro diverso, partendo dal presupposto che non c'è più il rapporto col cliente diretto. Questo a me manca molto, perché sì. Ho lavorato sempre in negozio direttamente col cliente, e vendere è diverso. Qua la pubblicità è online, cioè non è facile far passare il progetto che noi abbiamo, che è un progetto a ampio raggio che parla di Polesine. Parlare della qualità, delle eccellenze del Polesine non è così semplice, ma farlo passare poi in regioni, in ambienti che non conoscono, non è facile. Quindi per questo che ho chiamato te, Leandro, perché è importante che la gente sappia che i nostri prodotti sono veramente eccellenti. Ecco, so che nel vostro progetto c'è anche di fare rete, cosa molto difficile in Polesine in particolare, in generale, ma in Polesine in particolare. Sì. È una vita che io lo sto dicendo anche agli amministratori eccetera, però volete fare rete con tutte le aziende che fanno dei prodotti di qualità straordinaria. Ce ne sono tantissime, io sottolineo questo, quindi se qualcuno vuole approfittare anche di questo tipo di servizio che stiamo facendo, certo, possono tranquillamente rivolgersi con una mail. E che dire, io ti faccio i complimenti perché sono rimasto affascinato, è una giornata che sono qua e ho seguito tutta l'operazione, ho capito cosa vuol dire pirla, nel senso che mi spiegava il suo collaboratore pirlare, e giustamente ha detto: quando il panettone non viene fuori bene sei un pirla. Grazie, la ringrazio io, veramente bella idea, innanzitutto questa di far rete, bella idea di fare un discorso online con tutte le difficoltà del genere, e comunque saranno successi. Grazie, e auguro a tutti buon Natale, buone feste, e speriamo che il 2021 sia un anno veramente... Ma quello ce l'auguriamo tutti. Ci vuole poco. Saluto da Covid, grazie ancora. Grazie. Ciao. Allora, qui stiamo preparando un panettone di 3 cioccolati, bianco, nero e al latte. Questo qua con 3 cioccolati, bianco, fondente e latte. Voi mettete praticamente cubetti di cioccolato? Sì, pepite, questi quadratini qua sono tutte pepite di cioccolato. Summer came, gone too fast. The world has changed, it never lasts. It begs you. Se tu non fai questa perlatura qua, rischia la lievitazione parte comunque, perché è già attivata da stanotte. Però poi non trova la spinta per alzarsi a sufficienza e andare a riempire il stampo. Questa si chiama pirlatura, quella che appunto con questo movimento centrifugo, ecco, e praticamente ottiene poi la spinta per la lievatura da panettone classico. Esatto. Ma è affascinante il fatto che cambi colore solo con questa centrifuga,
Se tu vedi questo, avvicinati, vedi che la pelle si è rotta sopra, qui, non è la pellicola, non ha ben chiuso l'impasto, vedi? E questo è determinato dal fatto? E allora questa mi è andata un po', o è stata pirlata male prima, o l'impasto si sta scaldando, ci sono tante componenti. Probabilmente si alzerà e poi crollerà, probabilmente, oppure spaccherà tutta la pelle sopra. E non sarà bello da vedere. Adesso sono passati più o meno 10 minuti da quando avete fatto queste piccole... Anche qualcosa in più, penso. E quindi avete il tempo tecnico di 10 minuti per fare questa pirlatura? Sì, non altrimenti... di più perché si scalda, poi quando l'impasto si sta scaldando vuol dire che la lievitazione sta già partendo, invece la lievitazione deve essere controllata dalla temperatura del cella, infatti in cella è a temperatura controllata, qua prende degli sbalzi, si può scaldare, si può raffreddare, e vai a compromettere il risultato finale. Già nelle mani io che lo pirlo, puoi già sentire che tipo di panettone sarà quello specifico, in base a come si chiude. Se tu lo senti compatto, vuol dire che è un panettone buono. Una buona possibilità di avere un ottimo risultato finale. Se lo senti che ti scappa un po' dalle mani, vuol dire che quello ha inglobato poca forza e pagherà poi il dazio nel momento della cottura finale, insomma. Ma c'è un discorso di lievito madre particolare? Sì, questa è una lievitazione che usa poco il lievito sull'impasto serale, il primo, perché gioca nel tempo di lievitazione, cioè usiamo pochissimo lievito. Quanto è Sandro l'impasto totale? 5, su 40 kg ci sono 100 grammi di lievito, perché andiamo a sfruttare il tempo, lo lasciamo riposare più a lungo e non abbiamo una spinta veloce in poco tempo, abbiamo una piccola spinta diluita nel tempo. Ma se un panettone quanto può durare? Come conservazione? Sì. Allora, sì, noi diciamo sempre 4-5 mesi perché poi tende a seccarsi. E cosa molto importante, quando viene consegnato al singolo cliente, il panettone bisogna sempre raccomandare che venga tenuto a una temperatura conservata, una temperatura di 15-18 gradi, mai tanto sotto, perché altrimenti il burro si cristallizza e dopo il panettone non. E il caldo? Se un'abitazione che ha 20 gradi? Beh, benissimo, perfetto. Ah sì, cioè minimo 15 gradi? Sì, non sotto i 15 gradi, perché rischi che poi, essendo un'altissima percentuale di burro, il burro si cristallizza praticamente. L'ho messo negli stampi, la mettete nella cella di lievitazione. Rimarrà almeno 3-4 ore, almeno 4 ore. E quanti gradi ci sono dentro lì? Poi ci sono adesso 27 gradi. Ah, quindi temperatura più o meno d'ambiente? Sì, però c'è un'umidità controllata, che è quello importante. 30 gradi ci sono. 30 gradi, umidità controllata, e starà dentro qua? Altre 3-4 ore. Quanto prima si prepara questo? Questo è iniziato ieri sera, intorno alle 7, è stato in cella tutta la notte, siamo andati a riprenderlo in mano per il rinfresco stamattina alle 8:30. E quindi adesso, una volta poi confezionato, deve lievitare altri? 4 ore. Altre 4 ore? Circa 4 ore, dopo c'è l'ultima fase che è la glassatura e la cottura. Quindi questi qua saranno cotti, pronti, diciamo intorno alle 5 e mezza di oggi. Ah, la glassatura si fa dopo prima di andare in forno. Ah, prima di andare in forno, però dopo l'ultima lievitazione. Esatto. Stabilite il peso prima? Sì. Cos'è? Un peso crudo di 825 per avere un netto cotto a 750. Ah, quindi dopo cala? Sì, sì. Questi qua in particolare, i 3 cioccolati, non vengono glassati ma verranno solo tagliati a croce sopra e basta. Mentre c'è un altro impasto che è in cella con l'uvetta che invece sarà glassato, non sarà tagliato ma glassato. Come out. Do you ever feel like autumn leaves blown in the wind? Like it's never gonna end, never ends. Prayers up to heaven that his blessings it would send.
and the struggling. But I gotta tell you, the change is coming.